in collaborazione con FNP CISL Udine. Buon pomeriggio, eccoci al consueto appuntamento con la rubrica Sportello Pensionati. Per 2 settimane non ci siamo visti, quindi tante cose da raccontare, tanti eventi. E con noi oggi in studio la segretaria AST CISL Udine, Bassa Friulana Renata Della Ricca e Liliana Della Rovere dell'FNP CISL di Udine. Buon pomeriggio a entrambe, come state? Avete riposato, almeno per quanto riguarda la televisione, in questo ultimo periodo, però avete lavorato sul fronte, Renata, è vero? Sì. Abbiamo detto, no, 25, è passato il 25 aprile, è passato il 1° maggio, tra l'altro un 1° maggio soprattutto per quanto riguarda Trieste, la piazza di Trieste, no? Dove ci sono state un po' dove c'è stata un po' di maretta, dove ci sono stati dei momenti un po' così. Dalla festa del 1° maggio in effetti non ci si aspetterebbe, no? Cioè, si pensa, festa dei lavoratori, tutti tranquilli, cioè tutti insieme per il bene comune, si festeggia. E comunque, bilancio sostanzialmente positivo. Possiamo dire, a parte Trieste. Possiamo dire un bilancio positivo. Un bilancio positivo, sì, è 15 giorni che non ci vediamo con questa trasmissione, però abbiamo avuto tanti che ci hanno chiamato per le varie problematiche anche nei nostri uffici, quindi ci ha fatto piacere, ci hanno chiesto, ci hanno detto no, una partita non può portare via la trasmissione, sono più importanti i pensionati della partita. Ho detto sì, però anche il gioco del calcio ha la sua importanza. Mi hanno detto no, bisogna cambiare l'orario, va bene, contenteremo anche tutte queste persone per il futuro, vero Isabella? Comunque abbiamo avuto l'importante è che ci siamo. Ci siamo. Allora, dopo 2 anni di pandemia, siamo ritornati in piazza, per il 25 aprile, siamo ritornati in piazza per il 1° maggio. Il 25 aprile, festa della liberazione, quest'anno per il territorio di Udine, oltre alle autorità, il sindaco di Udine, il prefetto, l'ANPI, le studentesse, per CGIL e CISL UIL noi facciamo a rotazione toccata alla CISL, e quindi il messaggio che CGIL e CISL UIL ha voluto trasmettere alla piazza è che non dobbiamo dimenticarci che 77 anni fa abbiamo conquistato la liberazione e la democrazia attraverso un documento importantissimo che è la nostra Costituzione. Questo non dobbiamo dimenticarlo, perché abbiamo visto come in questo periodo che da un giorno all'altro può scoppiare una guerra in Europa, e quindi dobbiamo sempre ricordarci della democrazia e della libertà anche nel nostro paese. Infatti proprio pace, no? Il grido che è echeggiato in tutte le piazze italiane il 1° maggio. Sì, non solo del 1° maggio ma anche del 25 aprile, proprio la pace, portiamo avanti la pace, sediamoci, chiediamo a tutti gli stati, alla Russia, all'Ucraina, che si siedano davanti a un tavolo ed arrivare a un trattato, a un documento che si possa trovare delle soluzioni. 1° maggio, festa dei lavoratori, la piazza più importante per noi era Cervignano, e quest'anno tutta la provincia di Udine per CGIL e CISL UIL si è ritrovata a Cervignano, quindi dalla montagna al mare, tutti insieme.
in questa piazza importantissima dove c'è stata prima la sfilata dei trattori, perché dobbiamo ricordarci che noi siamo un territorio per il 54% del manifatturiere, con aziende medio-piccole e qualcuna di grande, però abbiamo anche un grande territorio fatto di agricoltura e dobbiamo salvaguardare la nostra agricoltura. Ecco, quest'anno tra l'altro c'è stata per la prima volta manifestazione in piazza a Monfalcone, no? In genere era a Gradisca, se ben ricordo. Sì. Quest'anno per la prima volta c'è stata, appunto, perché le manifestazioni più importanti si sono svolte appunto a Cervignano, a Monfalcone, a Pordenone e a Trieste. E no? a Trieste, Il fulcro, infatti. anche se in altre comunità si sono organizzati per iniziative a livello locale. Perché quest'anno il tema principale delle iniziative del 1° maggio era al lavoro per la pace, ma dal lavoro parlando di tutto il mondo del lavoro, quindi improntato molto anche sulla sicurezza, la sicurezza nei posti di lavoro, perché ultimamente con la ripresa anche economica e lavorativa sono ripresi anche gli infortuni nei posti di lavoro e dagli ultimi dati ogni 2-3 giorni muore un lavoratore che parte la mattina da casa e non rientra la sera dai propri familiari, perché muore sul posto di lavoro, quindi noi dobbiamo chiedere... O muore andando a lavorare, o muore come il caso durante il tragitto. Quindi noi come il caso del giovane dell'altro sicurezza, giorno. No? Più sicurezza, e dobbiamo premiare le aziende che investono sulla sicurezza nel posto di lavoro. E abbiamo trasferito proprio da Gradisca alla festa del 1° maggio a Monfalcone. Monfalcone una città dove ci sono diverse aziende importanti partendo proprio da Fincantieri. Ecco, quindi, e poi dobbiamo anche ricordare che in questi giorni, proprio per parlare di lavoro, c'è stata anche la visita, per parlare di sicurezza sul lavoro, anche la visita del Presidente, Sì. del Presidente Mattarella al Bearzi, no? Esatto, il Presidente Mattarella ha fatto visita qui alla città di Udine e al Bearzi, dove ha parlato con tutti i ragazzi, ed è stato bello vedere che i ragazzi gli presentavano anche i percorsi formativi che loro fanno all'interno di questa scuola. E il messaggio che ha trasmesso il nostro Presidente della Repubblica è che la sicurezza nei luoghi di lavoro è un dovere, non un optional, e quindi dobbiamo veramente puntare sulla formazione, una formazione che deve essere inserita nei contratti, una formazione che deve essere fatta a tutti i lavoratori di tutte le aziende. Ecco, tra l'altro di formazione e urgenza anche di formazione e di innovazione si è parlato proprio in questi giorni anche per quanto riguarda l'Automotive Lighting di Tolmezzo. Sì. È stata organizzata una tavola rotonda proprio dalla CISL, no? Sì, anche qui sono intervenuti, sono state date, no, sono stati dati importanti segnali, si è parlato di investimenti consistenti a patto che ci sia comunque un cambio di rotta per quanto riguarda la formazione. Sì, e anche ieri abbiamo fatto apportare innovazione nelle produzioni. Insomma. Abbiamo fatto questa iniziativa in Alto Friuli, organizzata dalla CIS dell'Alto Friuli, sì. Dalla FIM dell'Alto Friuli e dalla FIM del Friuli Venezia Giulia, insieme con 2 segretari nazionali della FIM e della parte confederale, quindi con Giorgio Graziani. Avevamo il presidente della Marelli, Ferrari, c'era l'assessore Bini in rappresentanza della regione Friuli Venezia Giulia, perché il presidente Fedriga era a Roma, perché ieri era anche la giornata della stampa, della libertà di stampa,
È stato molto interessante, un convegno molto interessante, anche perché si è parlato di giovani, di un territorio, di un lavoro, di un'azienda che sta andando bene, in un territorio dove ci sono poche aziende, e quindi di valorizzare proprio il tessuto produttivo di questo territorio, e l'impegno della Marelli e del Presidente è proprio di portare innovazione attraverso la formazione. Infatti al convegno era presente anche il rettore dell'Università di Udine. La formazione, abbiamo bisogno di ingegneri elettronici, parliamo sempre di formazione, di riqualificazione, ma ricordiamoci che un ingegnere non lo formiamo oggi per domani, e quindi quello che ha chiesto la CISL è anche una programmazione, sedersi al tavolo e programmare, una programmazione che deve essere fatta negli anni, perché la formazione non si può formare uno studente o un qualsiasi lavoratore dall'oggi al domani. Facciamo riposare per un po' Renata e parliamo con Liliana. Quali novità ci porti, Liliana? È che sul fronte delle pensioni effettivamente in questo periodo c'è veramente poco per quanto riguarda le novità. Però bisogna sempre tenere presente che ci sono delle scadenze, che ci sono delle situazioni particolari alle quali stare attenti, prestare attenzione, ricordarsi di scadenze soprattutto. Le scadenze, sì. Questo mese allora nel cedolino delle pensioni del mese di maggio non c'è niente di particolare, c'è solo la trattenuta dell'addizionale, sì, le nuovi scaglioni dell'IRPEF, la trattenuta dell'addizionale regionale, quella comunale del 2021 e quella l'acconto per la comunale del 2022, che proseguono fino al mese di novembre. Però per quanto riguarda chi sta pagando adesso il riscatto e ricongiunzioni, si può scaricare l'attestazione fiscale che può servirgli per il 730 direttamente dal sito dell'INPS, quindi accedendo con lo SPID può scaricarsi sempre nei pagamenti la sua attestazione che gli servirà per completare il 730. Altre scadenze c'è stata adesso per il 1° di maggio per quello che riguarda i lavori usuranti, quelli del decreto legge 67 del 2011, quindi possono ancora presentare la domanda con la documentazione, verrà posticipato eventualmente la decorrenza della pensione di un mese, differita di un mese tanto quanto che loro presentano, quindi se differiscono di un mese la liquidazione sarà di un mese successivo, quindi affrettarsi se non si ha tutta la documentazione da presentare, quindi sì, è importante perché questi andranno in pensione col 2023 perché raggiungono i requisiti dei lavori usuranti entro il 31/12 del 2022, quindi loro possono avere tutta la documentazione, possono chiedere all'azienda, quindi devono produrre qualcosa di certo, diciamo. Possiamo riprendere l'argomento fra un attimo, ci facciamo una piccola pausa. Ritorniamo in studio tra poco e vi ricordo che se volete potete telefonare allo 0432 57 35 17 oppure inviare solo SMS al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco, rimanete con noi. Ed eccoci nuovamente in studio, ci siamo lasciati con Liliana parlando di lavori usuranti, quindi di scadenze. Riprendiamo un attimo il discorso che stavi facendo, Liliana, anche perché così i nostri telespettatori magari prendono nota, si adoperano per mettere a punto tutte le loro per quello che riguarda per quello che riguarda diciamo, la rata di luglio verrà pagata la 14ª per chi ne ha diritto, quindi chi ha 64 anni di età e rientra nel reddito entro i 13.600 e quindi ed è a posto diciamo, con la cosa reddituale perché sennò viene magari scartata, viene posticipata il pagamento della 14ª e poi verrà pagato anche, come è stato detto, i 200 euro del bonus per gli aiuti, del decreto aiuti, quindi dovrebbe andare solo per quello che riguarda diciamo, le pensioni a carattere previdenziale, quindi non parliamo di pensioni assistenziali.
Ecco, ma proprio no, per quanto riguarda il decreto aiuti, sentiamo anche Renata che ha, mi pare, un po' il quadro della situazione, no? Ma riteniamo come CISL che sia il primo intervento importante d'emergenza. Infatti dopo il 1° maggio e le nostre iniziative su tutte le piazze italiane, il 2 si sono incontrati CGIL, CISL e UIL con il ministro Draghi e c'è stato un bel tavolo di confronto dove sono aumentati anche gli aiuti per i lavoratori, le lavoratrici, i pensionati e le pensionate. In primis proprio si è passati da 7 a 14 miliardi proprio per gli aiuti. I più importanti infatti sono il bonus una tantum di 200 euro per i lavoratori, le lavoratrici sia dipendenti che autonomi e per i pensionati e le pensionate. I pensionati lo riceveranno attraverso il cedolino di luglio in pensione e anche i lavoratori e le lavoratrici all'interno della busta paga di luglio, mentre i lavoratori autonomi riceveranno il bonus come i bonus precedenti con gli altri decreti legge che sono usciti in questi 2 anni dall'Agenzia delle Entrate. Ma non c'è solo questo, c'è anche il blocco sui carburanti fino a luglio perché hanno stanziato ulteriori fondi e quindi c'è il taglio delle accise. E ci sono degli aiuti sulle bollette per rincaro energia per tutte le famiglie che hanno un ISEE fino a 12.500 euro per le famiglie in situazione di povertà. Per le famiglie che hanno fino a 4 figli arriviamo fino a un ISEE di 20.000 euro. Poi c'è anche un contributo, continuano i contributi di sostegno per gli affitti e anche ci sono dei contributi per le aziende che producono anche energia o producono occupazione attraverso l'innovazione. Vorrei sapere se il mio lavoro è usurante, quali sono i requisiti. Grazie Mario. Signor Mario, però lei avrebbe dovuto scriverci che lavoro ha, no? Sì, per capire qualcosa. Altrimenti sì. Liliana devi fare tutto un elenco. Un per elenco, sì, no? che è un decreto legge del 67 del 2011 che elenca tutti i lavori usuranti. Prima di tutto ci sono i lavori notturni che devono avere almeno un minimo di giornate annuali che sono 64. Gli altri lavori notturni potrebbero essere quelli di cave, miniere, lavoro sotterraneo, poi l'amianto quando viene, quando viene tolto l'amianto, lavori in spazi ristretti, lavori a catena, lavori appunto 3 ore diciamo lungo l'anno sempre a carattere notturno, poi ci sono anche autisti di servizio pubblico che trasportano almeno 9 persone, quindi queste attività devono essere svolte o metà della vita lavorativa o negli ultimi 10 anni devono essere almeno 7 svolte questa attività, quindi devono essere garantita per poter fare la domanda, che è diversa da quella che riguarda i lavoratori faticosi e pesanti, quelli che sono soggetti diciamo, a un'altra tipologia o all'APE, che rientrano nel discorso dell'APE o nel discorso dei precoci che vengono come categoria diversa, no? Diciamo. Renata, volevi aggiungere qualcosa? No. Per i turnisti, anche per il mondo della sanità, degli infermieri, medici, gli operatori sociosanitari. Ecco, sì, beh, è importante specificare anche questo. Sì. Ecco, signor Mario, quindi questo è più o meno l'elenco. Comunque, se lei vuole, può benissimo telefonarci per parlare con Renato o con Liliana
oppure passare nei nostri Sì. uffici o Ma se adesso ci dai sta pensionati, ascoltando, magari dai se vuol parlare con pensionati voi. o al patronato, e le diamo tutte le risposte. Possiamo fare anche in diretta il conteggio se il signor Mario può andare in pensione e con che modalità può Certo. anche accedere alla pensione. Il prossimo anno ho 41 anni di contributi, faccio l'autista, usurante e precoce. Posso fare domanda? Allora, come precoce sì, perché come usurante è diversa la tipologia, quindi come precoce se hai 52 settimane prima dei 19 anni può fare sì, perché ha quota 41, deve ricordarsi solo che da quando va in pensione dopo deve cessare ogni attività lavorativa, non è che può lavorare fino all'età della pensionabile. Ecco, qui mi arriva acceso ora. Bene, è arrivato. Ora vorrei sapere quando arriva la 14ª. Ha appena acceso. A luglio. A luglio, A luglio. se ci sono a posto tutti i redditi arriverà con la rata del mese di luglio, quindi chiaramente se ha compiuto i 64 anni, perché non prima, con la rata di luglio deve arrivare. Se non c'è, se non vede niente, vuol dire che c'è qualcosa che non va, quindi da sistemare eventualmente il reddito o successivamente va dal patronato e verifica se c'è qualcosa di diverso che non li quadra, diciamo, no? Se ho versato 20 anni di contributi 30 anni fa, di pensione, che reddito potrei avere? Sarà considerato in base a quanto ho versato o c'è un minimo reddituale? Allora, se ha versato 30 anni fa 20 anni di contributi, quindi sì, lontano nel tempo. Se prima al 92, diciamo, sì, quindi il calcolo è ancora retributivo, perché non sappiamo ancora se cambierà il prossimo anno, aspettiamo sempre il discorso della... Sì, perché è tutto fermo, no? È tutto C'è un fermo in tavolo questo momento. aperto, Sì. abbiamo parlato i nostri nazionali Sì. proprio il 2 maggio, proprio richiedendo di riaprire proprio il tavolo sulle pensioni. Ecco. Sì, Quindi c'è da augurarsi, a parte che ci sono tante priorità, però anche la revisione, la questione delle pensioni, Sì. cioè, ha una certa urgenza, no? In tutti i casi questo signore, se resta così Sì. com'è, potrebbe avere sì la pensione, però se non hanno redditi familiari, diciamo, che superano i 30.000 euro, possono chiedere l'integrazione al minimo. Se una persona, se è solo e quindi non ha, adesso non ho capito se è vedovo, E qui non specifica? E se non ha redditi che superano 6.800 euro può chiedere l'integrazione al minimo, quello sì. Però penso fosse una donna, penso fosse una donna. Adesso bisogna capire se è coniugata o Fatemi meno. controllare un attimo. Ah no, un uomo. Un uomo, quindi se Sì, è coniugato o meno, Franco, sì. sì, se ci sono redditi insieme o se i redditi suoi superano i 6.800 non può avere l'integrazione al minimo. Mi chiamo Paolo, ho 54 anni. Ho cominciato a lavorare come dipendente a 16 e oggi ho 38 anni di contributi versati. Essendo quindi un precoce, volevo sapere fra quanti anni potrei andare in pensione. Non faccio parte dei lavori usuranti in quanto fabbro. Qui che risposta diamo? 54 anni è troppo giovane anche. Sì, perché per arrivare a quota 41 non sappiamo il prossimo anno se c'è qualcosa di diverso. Se mantengono i precoci con quota 41 va bene, lui nel frattempo arriverà, mancano 3 anni. Però non è, perché se invece partono da un discorso di 64 anni di età con calcolo contributivo già andiamo a una cosa diversa, dovremmo sapere un po' di più di quello che verrà deciso, ecco. Ecco, e c'è un'altra richiesta. Ho fatto domanda di malattia professionale con 3 patologie. Come si svolge? Poi mi mancano 7 anni per avere contributi, quindi per avere 42 anni di contributi. Ho capito. Quindi se malattia professionale, adesso bisogna vedere se lui ha fatto una domanda di assegno ordinario di invalidità, se è con richiesta di visita al centro medico legale dell'INPS. Aspetta un attimo perché ha aggiunto, mi mandano prima.
Mi mandano prima. Mi mandano prima. Ho fatto domande di malattia professionale con 3 patologie. Come si svolge? Poi Significa mi che non è mancano più- 7 anni per avere contributi 42 e poi mi ha aggiunto, è arrivato in questo momento, mi mandano prima. Perché non è più idoneo al lavoro. Per quello lo Esatto, mandano quindi prima. non è idoneo al proficuo lavoro, quindi Sì. chiaramente loro le danno la possibilità di andare, quindi sarà un'invalidità della 335. Quindi li fanno il calcolo, diciamo, di quello che gli viene con i contributi che ha e lui potrà andare in pensione, quindi saranno quelle tipologie particolari, diciamo. Per le donne lavoratrici precoci vale quota 41 anche per loro? Sì, non c'è nessuna differenza, solo che possono in tutti i casi avere, se vogliono, l'opzione donna che è penalizzante, però sì, però vale anche per loro la quota 41, non cambia nulla. Non cambia nulla. Ci facciamo un'altra piccola pausa, rimanete con noi. Eccoci nuovamente in studio, 0432 573517 per mettersi in contatto con le nostre ospiti oppure sms al 351 570 5687. Renato, dobbiamo parlare dello smart working, del decreto 24, no? Sì, c'è una novità con il decreto 24, decreto legge 24 2022, è passato all'esame, adesso manca l'esame della Camera, no? Per la fiducia. Comunque ci sono buone notizie perché lo smart working continua, non per tutti ma per certe categorie, fino al 31 luglio, quindi chi ha bambini sotto i 14 anni ha diritto allo smart working nel settore privato se l'azienda ha la possibilità, cioè svolge un lavoro che può svolgerlo anche da casa, e questo per le mamme e papà che hanno ragazzi sotto i 14 anni, fino ai 14 anni. E inoltre è prolungato lo smart working anche per le persone che hanno dei bambini con delle non autosufficienti che hanno bisogno di un educatore e quindi possono proseguire il lavoro in smart working. Lo smart working è bene che venga prolungato, molte aziende lo stanno riscoprendo, anche molte aziende magari che prima erano scettici nel far lavorare i propri dipendenti da casa e invece hanno visto che il lavoratore produce e porta avanti tutte le proprie attività anche dal domicilio. Sentiamo chi c'è in linea adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Pronto, buonasera. 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 Volevo chiedere, sono Laura da Udine, volevo chiedere Prego. che requisiti bisogna avere per la 14ª, per la pensione. Che requisiti? 64 anni di età e rientrare nel discorso reddituale, quindi dei 10.613 euro di reddito lordo annuale, quindi del 2021. 10.000 euro lordi? Sì, 10.000, no, 13.600, Ah, scusi. 13.000? 13.000, sì. Annui bisogna dire lordi. gli anni per cortesia. Quindi escludendo, diciamo, bisogna rientrare in questo reddito, ma il reddito personale non viene calcolato anche il reddito del coniuge. È un reddito... Sì, sono diverse dalla pensione. Sì. E 64 anni. Ok, E 64 grazie anni, mille, sì. buonasera. Grazie a Buonasera. lei signora Laura, Buonasera. grazie per averci chiamato. Ha detto da Udine, no? Ha chiamato? Sì. 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 E parliamo anche di curiosità. Hai avuto delle segnalazioni in questo periodo, Liliana? No, Richieste particolari? Richieste particolari, qualche cumulo, qualche pensione in totalizzazione che sono un po' particolari, quindi cioè sono le pensioni in totalizzazione in cumulo sono gestite sempre dall'INPS, però l'interessato, diciamo l'assicurato, deve rivolgersi alla sua ultima cassa dove ha versato i contributi, fa la domanda, diciamo, di pensione,
viene inserita in questa piattaforma, diciamo, e questa piattaforma dialoga con l'INPS, quindi a quel punto lì si controllano e si sommano i contributi sia della cassa, diciamo cassa previdenziale di ultima iscrizione, con quelli dell'INPS, e alla fine si riesce a verificare, diciamo, se ha il titolo alla pensione. Quindi se mettiamo che sia una cassa, mettiamo nel suo caso di giornalisti, diciamo, la cassa comunica che ha il suo periodo, l'INPS controlla e inserisce il suo periodo, alla fine di questo percorso si verifica se ci sono i 42-10 mesi per poter andare in pensione. L'ultima cassa, diciamo, in questo caso ho detto giornalisti, diciamo, l'ultima cassa è verificato il tutto dal pro quota, quindi la sua quota di pensione che spetta all'interessato, all'assicurato, la comunica all'INPS e comunica la decorrenza, e l'INPS fa la sua quota sempre per il suo periodo, diciamo, di pensione, pro quota, e assommando le due cose liquida la pensione l'INPS. Si occuperà sempre l'INPS di tutta questa pensione, perché agli effetti diventa una pensione gestita dall'INPS, la gestione è completamente dell'INPS. Ecco perché le preoccupazioni sono sempre quelle, no? Di riuscire a ricongiungere praticamente tutto. Sì, non serve ricongiungere, serve a questo punto ognuno ha il suo, però alla fin fine la pensione viene unica. Abbiamo una domanda, il bonus di 200 euro di cui abbiamo parlato oggi, quando prendiamo, su quale stipendio, serve anche ISEE? No, viene preso una tantum con la busta paga di luglio. Usiamo sempre il condizionale tra giugno e luglio e viene dato a tutti i lavoratori e i pensionati fino a 35.000 euro. E lì non si fa ricongiunzione, cioè anche coniugi, non si mette tutti insieme o è... Per il momento no. Fino a 35, l'unico reddito, il vincolo è un reddito fino ai 35.000 euro. Lordo? Lordo. Ecco. Quindi Lordo. ha sentito Sì. a questa possibilità. Sì. Poi volevo ricordare, perché dai nostri database e dai nostri input che ci arrivano sia dall'INPS e anche dal livello nazionale, che l'assegno unico non viene più dato, gli assegni familiari, e adesso l'assegno unico non viene dato direttamente in busta paga, ma bisogna fare la domanda nei patronati o direttamente all'INPS. Siccome ci sono tanti lavoratori che oggi non hanno ancora fatto la domanda, volevo proprio fare questo annuncio. Ricordatevi che chi ha figli deve presentare questa domanda. La si può presentare prima facendo la dichiarazione dei ISEE. Ecco, ma sono in ritardo soprattutto quali categorie? In modo particolare il pubblico impiego. Ma chissà per quale motivo, perché... Ma il pubblico impiego faceva le domande direttamente all'interno delle aziende il mese di luglio. Forse qualche lavoratore è ancora un po' distratto e pensa che si faccia attraverso le aziende. Sì, invece devi... Chi presenta la domanda entro giugno avrà anche gli arretrati. Dopo giugno i lavoratori che fanno o le lavoratrici che fanno la domanda non avranno gli arretrati. Liliana, siamo quasi sul filo di lana, stiamo per chiudere. Sì. Quali sono i suggerimenti che dai proprio per questi giorni, anche per date, scadenze, a che cosa bisogna stare attenti? Beh, in questo momento diciamo appunto se sono tanti interessati a questo discorso della 14ª, sì, mi raccomando appunto di inserire redditi e quindi sperare che si siano rivolti al CAF. Abbiamo una telefonata, vediamo se riusciamo, abbiamo un minuto a disposizione. Buonasera, con chi parliamo? Parliamo con Laura di Pagnacco. Buonasera, signora Laura. Prego. Sì. Allora, sono Laura di Pagnacco. Sì. Volevo chiedere riguardo a quella della malattia professionale, sì, che prima ho fatto la domanda, però forse non mi sono spiegata bene.
In pratica io ho fatto la domanda tramite il patronato. Sì. E loro dovrei avere il colloquio lì con l'INAIL, però mi mancano 7 anni per andare in pensione. Però volevo sapere cosa comporta questa malattia professionale, cosa mi danno, uno sconto oppure non so, mi riconoscono qualche invalidità, non so come funziona, la prima volta. Perché l'INAIL è una cosa diversa, quindi non so adesso come vanno con le loro rendite in particolare. In base alla malattia, quello che viene riconosciuto durante la visita gli daranno o gli vengono riconosciuti dei punteggi di invalidità, e in base a questi punteggi lei avrà un assegno o che viene poi distribuito con lo stipendio o in un unico blocco. Bisogna vedere poi la malattia professionale se è così grave che non le permette di andare più a lavorare. Cioè mi hanno fatto 3 patologie, una alle spalle, una al tunnel carpale e una alla schiena, diciamo, ernie. Sì. Bisogna vedere se questa malattia professionale che le verrà e il punteggio che le danno, se le danno l'idoneità a poter continuare con il lavoro. Se l'azienda non ritiene che lei non è più idonea, bisogna vedere il percorso, l'accompagnamento anche alla pensione. Va bene, io la ringrazio. Prima bisogna fare la visita. Sì, no, ma infatti sto aspettando che mi chiama l'INAIL per andare a fare questa visita con le varie patologie. Appena sono E da marzo. poi cambia se è nel pubblico o nel privato, se lei lavora No, nel io sono nel pubblico, nel privato. Nel privato. È diverso, sì. Va bene, Ecco, bisogna aspettare va bene, la visita. La ringrazio e buona serata, grazie. Grazie a lei signora Laura per aver chiamato. Chiudiamo velocemente, grazie a Renata Della Ricca, grazie a Liliana Buonasera. Della Rovere, purtroppo ci sono ancora dei messaggi, ci vediamo la prossima settimana, vi risponderemo la prossima settimana, mi raccomando puntuali alle 18:15 con lo sportello pensionati. Arrivederci. Buonasera a tutti, buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.